Termina 1-1 il confronto del Bettini tra il San Lorenzo e la Spes Montesagro. Al vantaggio immediato dei padroni di casa rispondono subito gli ospiti con Leoni. Vantaggio del San Lorenzo che arriva dopo soli 4 giri di lancetta e Esposito con il sinistro a trovare l'angolino per l'1-0 in favore dei padroni di casa, che sbloccano quindi il match. Immediatamente il pareggio arriva al 19esimo, calcio di punizione con il destro. Leoni trova il tiro a giro perfetto, portiere che resta fermo, e 1-1 con punteggio che torna subito in equilibrio. Lo stesso numero 10 della Spes Montesagro trova il destro poco dopo, para basso l'estremo difensore dei padroni di casa. Poi ancora San Lorenzo nella prima frazione di gioco, questa volta andare in perfetto contropiede il portiere della Spes Montesagro riesce a uscire a sventare in 2 occasioni, anche con una parata piuttosto complicata. Poi immagini che passano al secondo tempo ed è il Spes Montesagro a provare questa conclusione parata dall'estremo difensore dei padroni di casa San Lorenzo, che si fa vedere invece su corner, smanaccia il portiere della compagine bianconera. Ultime immagini del match, contrasto a centrocampo tra le due formazioni, poi ancora San Lorenzo che prova questa verticalizzazione, palla al centro dell'area di rigore, diagonale con splendida parata da parte dell'estremo difensore ospite, calcio di punizione nel finale sempre da parte del San Lorenzo, palla che termina sull'esterno. Le ultime 2 occasioni sono dei padroni di casa che spingono per cercare la vittoria, conclusione sbilenca che termina però sul fondo. Poi ultima chance sempre per i padroni di casa con un 3 contro 3, difesa della Spes Montesagro che riesce a rientrare, para ancora l'estremo difensore della formazione ospite con match che dopo il recupero termina sull'1-1.